Alleluia. Vogliamo leggere la parola di Dio, così come la troviamo scritta in Marco, capitolo 9, dal verso 14 fino al verso 29. Alleluia. Marco, capitolo 9, dal verso 14 fino al verso 29. Alleluia. Volete alzarvi così anche cambiamo posizione e onoriamo anche la parola di Dio. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Giunti presso i discepoli, videro intorno a loro una gran folla e degli scribi che discutevano con loro. Subito tutta la gente, come vide Gesù, fu sorpresa e accorse a salutarlo. Egli domandò: di che cosa discutete con loro? Uno della folla gli rispose: Maestro, ho condotto da te mio figlio che ha uno spirito muto, e quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra, egli schiuma, stride i denti e rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno potuto. Gesù disse loro: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Glielo condussero, e come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni, e caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù domandò al padre: da quanto tempo gli avviene questo? Egli disse: dalla sua infanzia. E spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù, dici se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. Amen. Subito il padre del bambino esclamò: io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito immondo dicendogli: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non rientrarvi più. Lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì. Il bambino rimase come morto, e quasi tutti dicevano: è morto. Ma Gesù lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: perché non abbiamo potuto scacciarlo noi? Egli disse loro: questa specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. Forse in qualche altra occasione ho predicato su questo argomento, però ancora oggi la mia attenzione ancora credo che il Signore ci stia indirizzando ancora una volta a riprendere qualcosa di importante, l'importanza di credere. Perché sapete, il Signore non ha chiamato dei creduloni. Noi non siamo creduloni, noi abbiamo creduto. È diverso. Il credulone crede a tutto quello che gli dicono e non si preoccupa neanche di pensare: ma sarà vero quello che mi è stato detto? E crede a tutto. E crede che una volta la A è B, e crede che una volta la B è C, no? Crede l'opposto anche delle cose, tutto, crede tutto, cambia idea facilmente il credulone. Ma il credente non è così. Il credente crede in Gesù. Amen. Il credente sa chi è Gesù. Il credente sa che Dio ha mostrato tutto il suo amore sulla croce, dando il suo unigenito figliuolo Gesù a morire sulla croce per la nostra salvezza. Il credente sa questo, lo ha sperimentato nella propria vita, perché ha incontrato personalmente Gesù. Amen. Alleluia. Il credente sa che dal momento che ha incontrato Gesù, la propria vita è nelle mani di Gesù. E quindi sa che è al sicuro nelle mani di colui che ha tutto nelle mani, che può ogni cosa.
colui che ha ricevuto dal Padre ogni potere. Dice, il Padre mi ha dato ogni potere, tutto è nelle mie mani. Così dice Gesù, amen? Quindi il credente sa, amen, che può fidarsi del Signore Gesù, amen? Il credente sa che quando ci sono difficoltà non c'è motivo di smarrirsi, perché il Signore è fedele, amen? Il Signore non ci prende e poi ci lascia. Il credente sa che Gesù non lascerà mai la vita che tu gli hai donato così, in modo superficiale. Dio è attento alla tua vita, amen? Perché ha pagato per averla. Gloria al Signore. Il Signore ci ha comprati, siamo costati dolore, sangue, amen? Possiamo dire che il Signore ci ama, ci sentiamo amati dal Signore. Gloria a Dio, alleluia. In questo passo abbiamo un padre, un genitore. Gesù non era presente in quel momento, e c'erano i suoi discepoli. Porta questo suo figliuolo, gravemente tormentato da un demonio, lo porta ai discepoli, pensando però di trovare Gesù. I discepoli non hanno potuto fare nulla, abbiamo compreso questo, vero? E stavano parlando, mentre parlavano, chissà di che cosa, forse si chiedevano, ma come mai, che è successo? E allora? Discepoli di Gesù, e allora io mi devo tenere mio figlio così? Quel padre era disperato. Discepoli di Gesù, ma voi siete con Gesù? Ma come? Non potete fare nulla? Dov'è Gesù? E subito, ecco, accorre. Gesù viene lì e li trova che stavano parlando. Di che cosa state parlando? Subito il padre, io ho mio figlio, che è gravemente tormentato da uno spirito. Io l'ho portato a te, volevo portarlo a te. E i tuoi discepoli non hanno potuto fare nulla. Gloria al Signore. Alleluia. Descrive anche la sofferenza di questo suo figliuolo. Quando questo spirito si impadronisce di lui, dovunque sia lo fa cadere a terra, schiuma, stride i denti e rimane rigido. È la verità, io l'ho viste. È così proprio. Vomitano, schiumano. Il diavolo fa solo soffrire. Lo scopo del diavolo è fare soffrire l'uomo. Lo scopo di Dio è invece dare una speranza all'uomo, dare una salvezza all'uomo. Alleluia. Come genitori vogliamo portare i nostri figli a Cristo. Alleluia. Sapete, ieri sera siamo andati a Bassano, e sinceramente sono stanco, non è vicino, 70 km quasi, anche di più. Però pensavo, pur di dare sempre una possibilità a sti ragazzi, non mi importa, ma portiamoli, chissà, non mi importa se sono io a parlare o un altro, ma io so che la parola di Dio avrà il suo effetto. Amen. E allora come genitore ti impegni, no? C'è da fare qualche chilometro, pazienza, andiamo, dai, ci sono i giovani, E veramente abbiamo trovato giovani, era la chiesa tutta piena di giovani. Gloria a Dio, Signore a benedetti. Non pensavo, sapete, ero timoroso, pensavo, soprattutto mia figlia, sono stanca. Ho detto, dai, vedrai, sarà bello, dai, non ti preoccupare. E veramente, e poi ha detto, papà, è stato bello. Perciò quei 70 km, fratelli, credetemi, tutti buoni e benedetti. Perché se Dio ha operato vuol dire che, gloria a Dio. Non so dove stava di casa quella persona e dove abitava con suo figlio, so che è andato a cercare Gesù. E noi abbiamo la via che ci è stata indirizzata, vero? Non perdiamo le opportunità, fratelli e sorelle. Accompagniamo i nostri figli al campeggio, alle riunioni. Amen. Mamma, mio figlio è tranquillo, quando sarà grande sceglierà. Non è così.
inculca oggi al tuo figliuolo la via che deve seguire. Tu inculcala, poi farà la sua scelta, per carità, non è che possiamo imporgli la fede, però possiamo metterli sempre nelle mani del Signore, sempre, in ogni momento. Finché ne abbiamo la possibilità, portiamoli. Poi quando non sarà più possibile, perché saranno grandi, adulti, vaccinati, pazienza, non possiamo più farlo. Ma intanto in cuor mio so una cosa: tutto quello che potevo fare l'ho fatto. E poi mi affiderò sempre al Signore, aiutami, ti prego. Anche se sono grandi, per me sono sempre piccoli. Non solo io, vero sorella Paola? Abbiamo sempre figli piccoli. Ma come, sono grandi? Sono i nostri piccoli. Ma hanno figli? Sono i nostri piccoli che hanno fatto piccoli. Gloria a Dio, vero? Il Signore solo sa comprendere il sentimento di un genitore, perché Lui è il nostro Padre. Noi siamo i Suoi figli, è vero? Alleluia. E questo Padre ha fatto di tutto per portare il suo figlio da Gesù. Alleluia. E questo Padre dice così: ho detto ai 2 discepoli che lo scacciassero, ma non hanno potuto. C'è stato un impedimento. Il nemico sembrava essere più forte in quel momento della forza spirituale che avevano i discepoli di Gesù. Alleluia. Gesù si arrabbia. Sembra rimproverarli. Gloria a Dio. Quando dice: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? E poi dice: portatelo qui da me. Amen? Amen. Portatelo qui da me. Amen. Ecco dove dobbiamo portarlo: da Gesù. Amen. I figli, i problemi, i bisogni, le necessità, dobbiamo portarli da Gesù. Non dobbiamo portarli agli uomini, dobbiamo portarli da Gesù. Amen. Gesù si rammarica, rimprovera anche i Suoi discepoli: o generazione incredula, fino a quando vi sopporterò? Sono parole dure, però gli era stato dato una facoltà ai discepoli, potevano anche loro operare, però non hanno avuto la forza di mettere in pratica la potenza che si ha nella preghiera. Per questo hanno fallito, per questo non hanno potuto. Forse avranno imposto le mani, no? Come se imporre le mani fosse una capacità tua, no? Allora, noi non possiamo fare nulla. Quello che opera è il Signore. Amen. Se facciamo come se noi potessimo fare qualcosa, falliremo sempre. Amen. Amen. Alleluia. Noi dobbiamo andare ai piedi del Signore. Anche i discepoli avevano bisogno di pregare, non perché erano discepoli, ma anche loro avevano bisogno di sperimentare cosa vuol dire pregare. Alleluia. Digiunare. Pregare e digiunare. Gloria al Signore. Alleluia. Però il Signore taglia corto, perché vuole risolvere i problemi. Non vuole lasciarci nelle difficoltà, e subito dice: portatelo qui da me. Glielo condussero, e come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo. Ecco, questa è la reazione che avviene subito, sapete? Quando il nemico, il diavolo, incontra lo spirito del Signore, subito non può resistere. Amen. Non può resistere. Amen. Alleluia. Subito fa le sue manifestazioni, fa quello che può, ma sa già di essere sconfitto, perché al Signore basta una parola, un ordine perentorio: libera questo ragazzo, esci fuori da questa vita. Alleluia. Ed ecco che l'autorità di Gesù, alleluia. E Gesù domanda al Padre: da quanto tempo avviene questo? Dalla sua infanzia.
Chissà da quanto tempo soffriva questo ragazzo. Soffriva il ragazzo e pure la famiglia. Anche il padre, la madre, il genitore. Non se ne parla della madre, ma credo avesse una famiglia. Quando soffrono i nostri figli soffriamo anche noi. Alleluia. E c'è un dolore in casa, nella famiglia, che nessuno può capire se non il Signore. Alleluia. Il Signore comprende che abbiamo bisogno della sua pace, della sua presenza. Descrive il padre, guarda, spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco, nell'acqua, per farlo perire, per farlo morire. Qual è lo scopo del diavolo? Uccidere, perché poi può prendersi l'anima. Questo voleva fare il diavolo, farlo morire, così la sua anima era sua. E poi dice, ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù, dici se puoi. Ogni cosa è possibile per chi crede. Ogni cosa è possibile per chi crede. Tutto è possibile per chi crede. Se puoi fare qualcosa, aiutaci. Dici se puoi. Ogni cosa è possibile per chi crede. Ecco, l'introduzione fatta all'inizio. Dio non ci ha chiamato ad essere creduloni, ma credenti. Devi credere fermamente nel nome e nella potenza di Gesù. Amen. Amen. Anche i discepoli potevano liberare quel ragazzo se credevano fermamente nel nome di Gesù. Credevano più in loro stessi e nelle loro capacità, per questo hanno fallito. E noi non vogliamo fallire. Amen. Noi vogliamo essere combattenti per Cristo. Vogliamo essere arruolati nell'esercito dell'Iddio vivente. Vogliamo combattere e vincere nel nome di Gesù. Alleluia. Sto parlando da un punto di vista spirituale. Noi non dobbiamo combattere battaglie umane, ma nel nome di Gesù. Ci sono battaglie spirituali che noi dobbiamo, possiamo e dobbiamo vincere. Vogliamo vincere queste battaglie. Amen. Alleluia. Una battaglia che dobbiamo vincere è quella di portare i nostri figli a Cristo. Amen. Non so quando, non so come, Signore, ma ti chiedo nel nome di Gesù, Padre, salva i miei figli. Amen. E voglio credere fermamente nella salvezza dei miei figli, per la tua gloria, Signore. Amen. Alleluia. Alleluia. La reazione del Padre a questa affermazione di Gesù dice, Signore, io credo. Io dice anche, vieni in aiuto alla mia incredulità. Ma come, se credo, come può essere incredulo? Io credo, ma forse mi manca ancora qualcosa per credere fermamente alle cose che non vedo. Perché finché vedo, io credo. Amen? Se vedi un ammalato, preghi, e non so come, ma il Signore decide di guarirlo, basta una piccola preghiera, una semplice fede minima, e viene guarito, tu hai creduto. Ma se preghi per la salvezza dei tuoi figli, ancora non sono salvati, ancora non hanno accettato Gesù, riuscirai ancora a credere? Come genitori, siamo genitori. Qualcuno è anche nonna, ma pur sempre genitore. Genitore 2 volte, elevato alla seconda. Vero? Più che genitore. Non perdiamo mai la speranza e la fiducia in Cristo. Amen. Per i nostri figli, gloria a Dio. Alleluia. Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito immondo, dicendogli, spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non rientrarvi più. A questa parola, a quest'ordine di Cristo, il diavolo non può che sottomettersi, vero? Non può fare altro, perché l'autorità suprema è Cristo Gesù il Signore.
Alleluia, esci da lui, non rientrarvi più. Lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì e il bambino rimase come morto. Pensavano che fosse morto, inanimato, forse era così stanco, non riusciva più neanche a muoversi, ma Gesù sapeva che non era morto, lo sollevò, lo alzò in piedi. Gloria a Dio. E ha fatto questa meravigliosa liberazione. E ancora oggi Gesù libera, sapete? Spesso non vediamo più le possessioni come una volta, ma questo non deve ingannarci. Pensiamo che il diavolo non agisca più, no, il diavolo agisce, anche peggio. Si sta scatenando sempre di più. Magari forse non sono posseduti i nostri figli, ma attaccati sicuramente sì, attratti da qualcosa che li può soddisfare carnalmente, nella loro debolezza, nel loro essere giovani. Gloria a Dio. Sono importanti le mie e le tue preghiere come genitori. Amen. Le preghiere della Chiesa. Io mi ricordo quando ero lontano dalle vie del Signore, la Chiesa pregava per me, sempre. Mi voleva bene la Chiesa. In ogni riunione c'era il mio nome. Preghiamo per Marco. A me il mio pastore mi aveva a cuore. Preghiamo per Marco, sempre. Mia mamma pregava per me. Gloria a Dio. Alleluia, grazie a Dio per quelle preghiere. E che un giorno i nostri figli possano dire: grazie a Dio per le preghiere dei miei genitori. Sapete che gioia sarà nel mio cuore quando mia figlia mi dirà, testimonierà in chiesa. Ma sarà così, per fede io lo credo, che ne so. I miei figli, sì. Mio papà e mia mamma pregavano sempre per noi. E grazie a Dio per quelle preghiere. Preghiamo per i nostri figli. Dio benedica le nostre famiglie e ci liberi. A me spezzi ogni catena. Alleluia. Non so se avete notato, ma i discepoli, quando erano soli con Gesù, davanti a tutti non hanno avuto il coraggio. Ma quando sono rimasti da soli con Gesù, si avvicinavano a Gesù. Gesù dice: ma dimmi, ma come mai noi non abbiamo potuto scacciare? Ma che è successo? Come? Noi seguiamo te, che brutta figura che abbiamo fatto, Signore! E chi è? Questa brutta figura ci fai fare? Davanti a tutti non hanno potuto fare nulla. Gloria a Dio! Per la gloria va solo a Dio. E Gesù dà un grande insegnamento. Ci sono cose che semplici, ma quando si tratta di combattere spiritualmente bisogna essere preparati spiritualmente. Questa genere di spiriti, questa specie di spiriti, non si può far uscire altro modo che con la preghiera. E voi non avete pregato? Avete pregato? No, abbiamo steso le mani. E che potete fare con le vostre mani? Amen. Cioè è la mia mano, non è la tua mano. Gloria a Dio per i nostri fallimenti. Noi siamo falliti da soli. Ma con Gesù noi possiamo fare grandi cose. Amen. Nel nome di Gesù noi possiamo essere strumenti nelle mani di Dio. E quando vediamo liberazioni non gloriamoci. Quando vediamo frutto non gloriamoci, ma diamo gloria a Dio. Amen. E umilmente stiamo ai suoi piedi dicendo: oh Signore, io non sono degno. Oh, per quello che tu stai facendo io non sono degno, Signore. Grazie, Signore. Usami ancora per la tua gloria. Amen. Alleluia. Dio ci benedica. Gloria a Dio. Vogliamo chinare.